Presidente, la posa della prima pietra di un'opera talmente strategica per la regione e soprattutto per i collegamenti fra l'aeroporto Venezia e Trieste. Beh, siamo l'aeroporto che avrà il collegamento ferroviario diretto con una stazione ferroviaria ad hoc. È un sogno che si realizza davvero. Pensate che quest'opera era nel piano dei trasporti della regione Friuli-Venezia Giulia nel 1988. Nel 2000 si sono allocate un po' di risorse e poi siamo dovuti arrivare al 2013 per iniziare di fatto ad avere quest'opera così importante. Oggi posiamo la prima pietra, ma come potete vedere il cantiere è un cantiere già aperto ed operativo. Ci sono 395 giorni di lavoro per il primo lotto, ma la cosa estremamente importante è la scelta che è stata fatta dai vertici dell'aeroporto Friuli Venezia Giulia, e cioè quella di optare già per la cantierizzazione e contrattualizzazione del secondo lotto. E la cosa importante è che la regione ha ottenuto il finanziamento del secondo lotto, lo abbiamo avuto nell'ultimo verbale CIPE di circa 7 milioni di euro, per cui parliamo di un'opera interamente finanziata che verrà eseguita primo lotto e secondo lotto in un susseguirsi veloce, quindi all'inizio del 2018 noi avremo la stazione ferroviaria. Fra pochissime settimane RFI inizierà qui alle nostre spalle i lavori della realizzazione della stazione ferroviaria. Presidente, un'opera che renderà altamente competitivo l'aeroporto di Ronchi. Assolutamente competitivo, e questo significherà attrarre, come già stiamo facendo, importanti traffici, significherà diventare centrali in quest'area anche con un bacino d'utenza importante che va oltre i confini della nostra regione e del nostro paese, ma significherà soprattutto avere un'opera strategica che ci permetterà non soltanto di implementare le nostre infrastrutture, ma di far diventare visibile e raggiungibile il Friuli Venezia Giulia.